Rientriamo in diretta, adesso ci colleghiamo con Marco Carli per le anticipazioni, per le ultime notizie da Potenza, dove tra un poco scenderà in campo il Catania. Sentiamo Marco Carli. Stadio Alfredo Viviani di Potenza, fra poco in campo Potenza e Catania. Si trovano di fronte una squadra, quella lucana, che non ha mai perso in casa, e il Catania che invece ha accumulato ben 13 clean sheet, 13 volte la porta inviolata. I rossazzurri che arrivano a questa partita in testa alla classifica con 37 punti e vogliono continuare a correre, soprattutto dopo il risultato ottenuto dalla Salernitana ieri nella vicina Picerno. Il Potenza arriva invece da 5 risultati utili consecutivi, compreso il passaggio del turno in Coppa mercoledì, proprio pochi giorni fa. Per quanto riguarda i giocatori, qualche assenza in casa lucana, mancheranno soprattutto dei giocatori in attacco, qualche assenza che resta anche in casa Catania, dove però ci sono anche i recuperi di Tacchio a centrocampo dopo la squalifica e di Pieraccini e Donnarumma per la panchina. Noi vi aspettiamo su Telecolor a partire dalle 14, i collegamenti dallo stadio Viviani e poi alla fine le interviste con i protagonisti. Allora, tra un po' la partita del Catania. Hanno giocato invece ieri in anticipo le altre due siciliane impegnate nel girone C del campionato di Serie C. Ancora 2 pareggi per Trapani e Siracusa. Granata fermati sull'1-1 dal Cosenza, identico risultato per il Siracusa a Cava dei Tirreni. Sentiamo il servizio di Sergio Colosi. Come nel turno precedente, per Trapani e Siracusa ancora un pareggio. La politica dei piccoli passi serve più agli azzurri che ai Granata. L'1-1 firmato da Parigini e Orlando consente al Siracusa di staccarsi di 2 lunghezze dal Picerno ultimo, di essere in buona compagnia nella zona play-out a poca distanza dalla salvezza diretta e di rimanere nella scia della Cavese. Partita piacevole a Lamberti, ospiti in vantaggio con il rigore trasformato da Parigini dopo la prima respinta di Boffelli e pareggio con il mancino di Orlando su calcio piazzato. Le due squadre provano a vincere, tra parate e imprecisione sotto porta il risultato non cambia. C'è un po' di rammarico perché comunque eravamo andati in vantaggio, nel primo tempo abbiamo spinto molto, anche nel pressing siamo andati molto bene e nel secondo tempo c'è stata quella prodezza di punizione, quindi dopo siamo andati un pochino in difficoltà, ma noi sappiamo certamente che possiamo fare molto meglio. Pareggio con gol anche in Trapani Cosenza. Al provinciale bel primo tempo in una sfida incerta, intensa e nervosa. Segna Beretta in contropiede, 1-1 con un destro vincente dell'ex Canotto. Il Trapani muove la classifica che a gennaio però potrebbe essere stravolta da altri 8 punti di penalizzazione, mentre il Cosenza ha perso il terzo posto e è diventato quarto. Domenica prossima Siracusa-Trapani al De Simone chiuderà il girone d'andata. E in chiusura parliamo di calcio a 5, prosegue l'inarrestabile cammino dei campioni d'Italia della Meta Catania che hanno battuto in trasferta per 5-1 il Treviso. Gli etnei primi in classifica hanno centrato la 6ª vittoria consecutiva. Per il nostro telegiornale questa era l'ultima notizia, il telegiornale dunque finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti. Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Messina la richiesta di Pizzo arriva in videochiamata direttamente dal carcere. Nel mirino la ditta del presidente regionale di Confindustria Gaetano Vecchio a denunciare la tentata estorsione il capocantiere. Fa notare il comportamento scorretto da parte di una dipendente non in servizio e viene picchiato da un familiare. Un medico del pronto soccorso di Modica è stato aggredito con un pugno in testa e uno al torace. Dopo 45 anni la strage di Ustica torna al centro dell'attualità giudiziaria. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma i familiari delle vittime si oppongono.
Dice alla moglie di essere in una cena di lavoro, ma è al ristorante con l'amante. I due vengono ripresi in un locale catanese durante la realizzazione di uno spot e la relazione clandestina finisce in rete diventando di dominio pubblico. A Catania la Polizia Municipale libera il territorio comunale da centinaia di auto abbandonate o prive di revisione ed assicurazione. Il vicecomandante Blasco, la presenza di questi mezzi ha pesanti ricadute sul traffico. Dolce Natale, con le nostre telecamere siamo andati a vedere come nasce uno dei dolci più amati della tradizione, il panettone artigianale. Pareggio amaro per il Catania con il Potenza, finisce 1-1, prestazione poco convincente degli etnei che recriminano per un gol regolare annullato a Rolfini. Duro il commento di Toscano, il Catania in vetta dà fastidio. Buonasera ancora, benvenuti alla TG Sicilia e buona domenica. Lo avete sentito, l'estorsione a Messina nei cantieri del risanamento è arrivata con una videochiamata al capo cantiere, ma la cosa incredibile è che dall'altro lato c'erano due detenuti che si trovavano in carcere. Vittima la COSEDIL del presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, che lancia un messaggio: lo Stato c'è, denunciare è la via giusta. Sentiamo. L'estorsione ormai è 4.0 digitale. La videochiamata al capo di un cantiere è arrivata direttamente dalla cella di un carcere. Paga 250.000 euro, ti facciamo saltare in aria, tutti i mezzi. Il cantiere è quello della COSEDIL, ditta del presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio, impegnata nell'opera di risanamento di una delle zone simbolo dello sbaraccamento di Messina, quella di Fondofucile. La denuncia ai carabinieri ha fatto scattare le indagini che hanno ricostruito il sistema di richiesta dell'estorsione attraverso un minore e una videochiamata direttamente dalla cella. Gaetano Vecchio ha trovato tanta solidarietà anche nel sindaco di Messina, Federico Basile. Il messaggio è che lo Stato esiste e soprattutto ai miei colleghi, non solo come amministratore delegato della COSEDIL, ma soprattutto come presidente di Confindustria Sicilia, devo dire che la strada è questa. Bisogna tenere la schiena dritta perché lo Stato è presente e perché l'estorsione deve essere debellata come metodo culturale, perché è un metodo basato esclusivamente sulla paura e se non c'è paura perché le forze dell'ordine funzionano, la procura funziona, il fenomeno si elimina da solo. In un momento storico come questo, nel quale gli investimenti in città sono importanti, è corretto, è necessario, è fondamentale che facciamo la nostra parte. L'inchiesta ha portato a 3 indagati, 2 detenuti entrambi messinesi nel carcere di Palermo e Agrigento ed un terzo ai domiciliari che però si era recato nel cantiere in fase esplorativa. Al vaglio anche la posizione del minorenne che ha fatto da postino della videochiamata. Un pugno al capo e uno al costato sinistro ad un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Modica per aver fatto notare la trasgressione delle regole organizzative e di sicurezza. Veronica Barbarino. Aggredito per aver fatto notare la trasgressione delle regole organizzative e di sicurezza. Accade all'ospedale di Modica, dove un medico del pronto soccorso è stato colpito fisicamente mentre era in servizio. Il sanitario si era recato nell'ambulatorio di cardiologia per consegnare della documentazione clinica relativa a una paziente in attesa di consulenza specialistica. In quell'occasione avrebbe segnalato un comportamento irregolare da parte di una dipendente dell'ospedale non in servizio in quel momento. La collega, infatti, figlia di una paziente, aveva trasportato autonomamente la madre in barella senza autorizzazione e preteso precedenza. Secondo la ricostruzione, il medico, al richiamo del rispetto delle procedure, sarebbe stato colpito da un altro familiare con un pugno al capo e uno al torace, subendo una contusione all'emicostato sinistro con dolore e difficoltà respiratorie. Dopo l'aggressione, un'altra familiare della paziente avrebbe fornito una versione opposta dei fatti, sostenendo di essere stata lei la vittima. Una ricostruzione respinta dal medico e supportata dal cardiologo presente in ambulatorio. L'episodio è stato segnalato alla direzione sanitaria e alla direzione del pronto soccorso. Il medico ha annunciato l'intenzione di presentare querela alle autorità competenti. Dopo 45 anni la strage di Ustica torna al centro dell'attualità giudiziaria. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma i familiari delle vittime si oppongono parlando di nuovi elementi emersi dalle stesse carte dell'indagine. Il servizio di Rita Cinardi.
45 anni dopo la strage di Ustica, la verità giudiziaria resta incompleta. Era il 27 giugno 1980 quando il DC-9 Itavia precipitò nel Tirreno con 81 persone a bordo. Ora la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, ma i familiari delle vittime si oppongono. Secondo la Procura, dopo 18 anni di indagini non restano ulteriori accertamenti da compiere, ma per decine di familiari assistiti dall'avvocato Daniele Osnato, dalle stesse carte dell'inchiesta emergono elementi che rendono quella richiesta prematura. Abbiamo scoperto dopo 45 anni che sotto il DC-9 che è stata abbattuta a Ustica si sono insinuate 3 tracce non identificate che saranno oggetto di analisi e verifica, 3 tracce di aerei militari che si sono inserite sotto la scia del DC-9. A questo si aggiunga l'accertata presenza di una portaerei francese che è la Foch e anche l'accertata presenza di altri aerei di nazionalità inglese, un'esercitazione denominata Patricia che si realizzava proprio nel momento in cui è esploso il DC-9 dell'Italia. Noi siamo 45 anni che cerchiamo questa verità e speriamo finalmente di poter dare verità e anche pace ai parenti delle vittime della strage di Ustica. Elementi che secondo i legali dei familiari rafforzano lo scenario di una guerra aerea nei cieli del Tirreno, un'ipotesi già riconosciuta in diverse sentenze civili che hanno parlato di un DC-9 abbattuto e di successive omissioni e silenzi. Ora sarà il GIP a decidere se archiviare o disporre nuovi approfondimenti. Per i familiari delle vittime la richiesta resta la stessa da 45 anni, verità e giustizia per Ustica. A Palermo 2 furti con spaccate sono stati messi a segno nel centro della città, preso di mira un ristorante di sushi di piazza San Francesco di Paola, dove i malviventi hanno infranto la vetrina provocando danni agli arredi interni, e poi un furto sempre con spaccata in una bigiotteria di via Valerio Villareale. In quest'ultimo i ladri hanno portato via gli oggetti esposti e il registratore di cassa. Beccato al ristorante con l'amante, finisce in uno spot sui social. Lui cosa fa? Si rivolge al Codacons. Ecco cosa si rischia per la violazione della privacy. Lorena Dolci. Una cena galeotta con l'amante, ma il titolare del ristorante di Catania gira un video promozionale che pubblica sui profili social del locale. Risultato, la relazione clandestina viene smascherata con il video che finisce sotto gli occhi della moglie tradita. Salta fuori così la bugia del marito sulla cena di lavoro, bufera coniugale irreversibile. Il marito viene cacciato di casa, il matrimonio è al capolinea. Il filmato mostrava chiaramente il cliente seduto al tavolo con l'altra. A rendere noto il caso è il Codacons, a cui l'uomo si è rivolto appellandosi alla legge sulla privacy. La persona può essere ripresa previo consenso della stessa, normalmente firmando una liberatoria. Questo vale per tutti, a meno che non si tratti di un personaggio pubblico. L'Associazione dei consumatori sta valutando le iniziative da intraprendere. L'azienda rischia una sanzione amministrativa per violazione del codice della privacy, ma non solo. Dimostrando il danno che ha subito, potrebbe ottenere un risarcimento economico per questo. Ultima prospettiva, laddove si dimostrasse la condotta delittuosa, è che la violazione del codice sulla privacy prevede anche delle sanzioni penali. E allora fate attenzione, perché come nel caso della coppia beccata al concerto dei Coldplay, lo smartphone o la telecamera sono sempre dietro l'angolo. A Catania, repulisti della Polizia Municipale per liberare il territorio comunale dalle centinaia di auto abbandonate o prive di revisione e assicurazione. Il vicecomandante Blasco dice ci sono troppi mezzi in abbandono con pesanti ricadute sul traffico e non solo. Tonino De Mano. Dalle carcasse di auto senza targa ai veicoli privi di revisione o di assicurazione. Scatta l'offensiva della Polizia Municipale di Catania che stringe le maglie su un fenomeno radicato in città e che ha pesanti ricadute sulla viabilità e sulle tasche degli stessi automobilisti. Da gennaio ad oggi sono oltre 2.000 i mezzi rimossi, un numero consistente, come spiega il vicecomandante della Polizia Municipale Stefano Blasco. Sono tenute lì da tantissimo tempo, alcune proprio anche in condizioni di rottame, moltissime
alcune prive di copertura assicurativa, e questo chiaramente comporta, già dalla mancata copertura assicurativa, comporta la rimozione del veicolo, il sequestro del veicolo con tutti i relativi verbali, che possono arrivare da un minimo di 800 euro se pagati entro i 5 giorni e possono arrivare anche a oltre 6.000 euro se vi sono delle aggravanti particolari. A seconda delle strade interessate, soprattutto quelle secondarie che vengono un po' utilizzate come quasi deposito, vi è una densità incredibile di auto abbandonate, possiamo dire addirittura 1 su 5 è un'auto abbandonata privata di copertura assicurativa. Carro attrezzi che fa la spola con il deposito e controlli a tappeto sul viale Mario Rabisardi, nelle vie limitrofe, nella fattispecie in via Cave di Villarà, ma anche nei quartieri periferici dove l'abbandono di auto è ancora più evidente. Troppe auto senza copertura assicurativa, ricordiamo che la copertura assicurativa è assolutamente sempre e comunque obbligatoria e prevista anche se il veicolo è in area privata. Nei prossimi giorni particolare attenzione sarà data al parcheggio selvaggio nel perimetro del Massimino in occasione delle gare interne del Catania, a seguito di gravi episodi di blocco di ingressi di garage e abitazioni private. Da qui l'invito dell'amministrazione a recarsi allo stadio per tempo, sostando in maniera regolare e cercando di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici. E adesso apriamo la nostra pagina dedicata al Natale e andiamo subito ad Agira per conoscere uno dei presepi viventi più bello tra i più belli d'Italia. Orazio Longo. Ci sono le capanne con gli antichi mestieri, c'è il figulinaio, il pastore, la filatrice, il cestaio e il pastaio, il fabbro e la lavandaia. C'è la grotta e l'asinello, ci sono le torri del castello, la fortezza medievale. C'è tutta l'atmosfera del Natale vissuta intensamente fino in fondo nel presepe vivente che si svolge ad Agira nell'Ennese la notte del 24 dicembre nella zona alta della città. Dall'imbrunire, quando iniziano ad essere attive le capanne, alle 10 di sera quando nella chiesa del Santissimo Salvatore viene celebrata la Santa Messa, a conclusione della quale nella zona di largo raccomandata viene rappresentato il turbamento di Erode, preoccupato che un nuovo re possa prendere il suo posto dopo le profezie di Isaia. E l'annunciazione che precede l'ingresso di Maria e Giuseppe diretti al censimento indetto dall'imperatore presso la guarnigione dei soldati romani per poi raggiungere la grotta al castello dove a mezzanotte nasce Gesù, adorato dai magi. Organizzata dall'Associazione Amici del Presepe, la prima edizione della rappresentazione vivente risale al 1989 e esclusi gli anni del Covid è stata sempre realizzata, arrivando quest'anno alla 35esima. È riconosciuta per la sua unicità ed originalità come la più bella d'Italia nello stile orientale, richiamando ogni anno migliaia di turisti. E adesso invece scopriamo come nasce il dolce natalizio per eccellenza, il panettone artigianale, con Desiree Ferlito. Ogni Natale torna ad essere il protagonista delle feste in tutte le sue varianti, classico o gourmet. Accostamenti sempre più ricercati, ma per realizzare un buon panettone artigianale occorre cura, amore e un processo lungo e meticoloso che inizia da alcune scelte fondamentali. Partiamo quindi dalla scelta della farina migliore, zucchero, miele e lievito madre. Il lievito è fondamentale perché in fin dei conti il gonfiaggio di questo prodotto ovviamente dipende solo dal lievito. Parte proprio da qui l'artigianalità del panettone, un'azienda di famiglia, una ricetta tramandata da generazione in generazione, una mamma pasticcera, Caterina, e i suoi figli Domenico e Rosario. Ingredienti di prima qualità che fanno la differenza, impastati per un'ora. L'impasto viene completato, in questo caso ad esempio del tradizionale, con uvetta e canditi. I pasticceri fanno un particolare processo che si chiama perlatura, ovvero tagliano l'impasto, lo pesano, in questo caso che appunto parliamo del tradizionale, affinché sia di 1 chilo, l'impasto deve essere pesato per almeno 1,50 kg. Per gustare un buon panettone artigianale sono tantissimi passaggi, lo abbiamo visto. Dopo aver completato la lievitazione lunga ben 36 ore, il panettone va in forno e viene riposto tradizionalmente a testa in giù. A testa in giù perché? Perché deve acquistare il volume tipico del panettone.
La farcitura e infine la glassatura, un passaggio dopo l'altro fino alla condivisione di un'eccellenza, ma con un vincitore assoluto. Quasi il 90% delle nostre richieste è proprio di panettone farcito pistacchio e extra farcito. Dai grandi classici alle interpretazioni più innovative firmate dai maestri pasticceri, un percorso di profumi, texture e ingredienti selezionati che racconta l'evoluzione del dolce natalizio per eccellenza, tra tradizione e creatività. A Ragusa il progetto d'arte Pittura Fresca, 8 giovani artisti siciliani insieme con le loro tele per sfidare l'intelligenza artificiale e la produzione automatizzata di immagini. Sentiamo Veronica Barbarino. In un'epoca segnata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e dalla produzione automatizzata di immagini, la pittura, il disegno e il pastello diventano una dichiarazione di presenza e libertà. Da questa scelta di rappresentazione manuale, presso lo spazio espositivo Clow a Ragusa, nasce la mostra Pittura Fresca. In esposizione gli sguardi di 8 giovani artisti siciliani. Di base è questa generazione automatica di immagine, la rappresentazione manuale, che senso ha oggi? In realtà è proprio un mezzo attraverso cui loro indagano determinate tematiche come il femminile, come la memoria, come il paesaggio mentale. È comunque proprio uno strumento di ricerca. L'intelligenza artificiale può imitare forme, ma non può replicare l'esperienza cosciente che sta dietro a un'opera. Ogni pennellata, ogni linea è un'affermazione di presenza. La tela richiede tempo, un corpo che traccia, tocca la superficie e i materiali, richiede sbaglio e correzione. Pittura Fresca è quindi un osservatorio privilegiato su pratiche che, contro ogni previsione, si rivelano oggi più attuali che mai. La mostra sarà visitabile fino al 17 gennaio. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, alla partita di oggi in Serie C Potenza Catania, finisce con un pari amaro per i rossazzurri. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, la Serie C finisce 1-1, Potenza Catania, i gol nel giro di un minuto di Forte e Bruschi, una prestazione poco convincente degli etnei che recriminano per un gol regolare annullato a Rolfini. L'inviato Marco Carli. Doppia amarezza a Potenza per il risultato e per gli episodi. Il Catania pareggia nonostante la superiorità numerica fin dal 20° del primo tempo. Scelte poco lucide in campo, soprattutto nella ripresa, ma sul risultato pesa la decisione del direttore di gara che annulla un gol valido a Rolfini. Toscano conferma le ipotesi della vigilia e sceglie Quaini e non Corbari dal primo insieme a Di Tacchio. Tante assenze nel Potenza. Avvio pieno di emozioni, Jimenez chiama subito all'intervento Cucchietti con un tiro non troppo potente. I rossazzurri insistono e su calcio d'angolo trovano il gol del vantaggio, con il solito Forte che di testa corregge benissimo in rete un corner di D'Ausilio, 7° gol in stagione per l'attaccante. Palla al centro e il Potenza raggiunge subito il pari, a Japong pesca Mazzeo che alza di testa, la parabola sorprende Celi e il pallone finisce sui piedi di Bruschi che in diagonale batte Dini. L'ex Monopoli, dopo essere stato protagonista in positivo, lo diventa in negativo. Gamba tesa che colpisce al volto di Gennaro. L'arbitro ammonisce l'attaccante, ma il Catania spende la card. Dopo la revisione il direttore di gara cambia idea. È rosso. Catania in superiorità numerica, ma paradossalmente meno incisivo con la squadra lucana più chiusa. Di Tacchio non arriva per poco sul retropassaggio, va in contrasto su Cucchietti e viene ammonito. Casasola, sempre su azione d'angolo, colpisce di testa e costringe il portiere della squadra di Di Giorgio a spedire in angolo. Il Catania avrebbe ancora un tempo, ma combina poco. Parte meglio il Potenza con una punizione di Felipe deviata sopra la traversa da Dini. In generale scelte sbagliate dai rossazzurri, troppa ricerca dei cross e una sola vera occasione, doppia con Lunetta che prima trova ancora la deviazione di Cucchietti e sulla ribattuta manda alto in acrobazia. Toscano cambia uomini ma resta con la stessa impostazione tattica, il Potenza difende e prova a ripartire, poi diventano decisivi arbitro e FVS. Su conclusione di Lunetta, Rolfini manda in rete, per il direttore di gara è fuori gioco, le immagini fanno intendere la regolarità del gol, ma dopo revisione Colaninno di Nola resta della stessa decisione e annulla. Il finale è convulso, lunghissimo, ben 17 minuti di recupero e spezzettato da continue richieste di revisione. C'è anche un altro gol annullato agli etnei, Pieraccini va in rete, ma Caturana è in fuorigioco e si scontra col portiere. Si resta sull'1-1 e il Catania fa bene
bene a lamentarsi. Il gol di Rolfini avrebbe portato i 3 punti, ma gli etnei avrebbero potuto concretizzare meglio e sfruttare la superiorità numerica durata praticamente una partita intera, se si considera il recupero. Sentiamo il commento del tecnico dei rossazzurri, Mimmo Toscano, dopo la partita. Ho l'impressione che il Catania prima in classifica dia fastidio a qualcuno, perché ogni episodio, ma anche una valutazione oggettiva viene data contro al Catania, ma anche l'ammonizione di Gennaro dopo 10 secondi del secondo tempo, che era in diffida, tante cose che poi ti fanno pensare potevamo fare meglio in superiorità numerica nella gestione degli ultimi 16 metri dove siamo arrivati diverse volte, ma sbagliato il cross, sbagliato il tiro, parata del portiere, più veemenza, più cattiveria nell'area di rigore. C'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti, per tanti motivi non siamo riusciti a portarli. Guardiamo alla partita prossima in casa con l'Atalanta perché vogliamo chiudere in testa il campionato il girone d'andata. Parliamo adesso delle altre DC, ancora 2 pareggi per Trapani e Siracusa, Granata fermati sull'1-1 dal Cosenza, identico risultato per il Siracusa a Cava dei Tirreni. Come nel turno precedente, per Trapani e Siracusa ancora un pareggio. La politica dei piccoli passi serve più agli azzurri che ai Granata. L'1-1 firmato da Parigini e Orlando consente al Siracusa di staccarsi di 2 lunghezze dal Picerno ultimo, di essere in buona compagnia nella zona play-out a poca distanza dalla salvezza diretta e di rimanere nella scia della Cavese. Partita piacevole a Lamberti, ospiti in vantaggio con il rigore trasformato da Parigini dopo la prima respinta di Boffelli e pareggio con il mancino di Orlando su calcio piazzato. Le 2 squadre provano a vincere, tra parate e imprecisione sotto porta il risultato non cambia. C'è un po' di rammarico perché comunque eravamo andati in vantaggio, nel primo tempo abbiamo spinto molto, anche nel pressing siamo andati molto bene e nel secondo tempo c'è stata quella prodezza di punizione, quindi dopo siamo andati un pochino in difficoltà, ma noi sappiamo certamente che possiamo fare molto meglio. Pareggio con gol anche in Trapani Cosenza. Al provinciale bel primo tempo in una sfida incerta, intensa e nervosa. Segna Beretta in contropiede, 1-1 con un destro vincente dell'ex Canotto. Il Trapani muove la classifica che a gennaio però potrebbe essere stravolta da altri 8 punti di penalizzazione, mentre il Cosenza ha perso il terzo posto e è diventato quarto. Domenica prossima Siracusa-Trapani al De Simone chiuderà il girone d'andata. Ci fermiamo per un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. C'è stato un incidente oggi sulla Palermo-Sciacca, 2 autovetture si sono scontrate frontalmente. Dopo lo scontro sarebbe divampato l'incendio di uno dei 2 veicoli coinvolti. Uno dei 2 conducenti avrebbe riportato anche la frattura di entrambe le gambe, ma ci sono anche altri 3 feriti. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica.